sfrecciato in curva? Qualcuno mi avrà spinto? Scusi, signor vigile, che posso farci se mi spingono? Uffa! Oh, la fretta! Oi! E dove sarà il signor vigile? Figuriamoci, mica scemo come me. Quando piove se ne resta a casa. E fa bene. Assolutamente innocue, le compresse d'erbe d'alta montagna calmeranno i nervi di tutti quelli che vivono in città. La chimica più pura e più naturale al servizio dei poveri nevropatici della strada. Ecco, ci sono, scriva pure così. La montagna che soccorre la città. Ah, questo piacerà tanto al direttore del laboratorio. L'euforia dell'alta montagna? No, non mi piace, è piatto, è banale. In armonia. In armonia. Mio caro Barie, lanciamo armonia. Pillola della sera per gli inquieti. Piano, piano col cappello. Apri la bocca. Di più, di più. Come un forno. Ah. Guarda a destra. A sinistra. A me, abbassa la testa. Ancora un po'. E dai, come se parlassi ai piedi. Tu allarga. Va bene? Bene, benissimo. Ferma così. Lisa, sei tu che hai chiesto un giù? Ah, sì? Le tossine ammazzate. Cosa? Di che ti impicci tu? Allo? Chi è che parla? Personale, riservatissima. Ciao, vagabonda. Shh. Silenzio. Prima di tutto, dimmi che mi ami. Ti amo, Loro. Bene. Messaggio urgentissimo. Ripetimi che mi ami. Sì, ti amo, Loro. Come dove m'ero cacciata? Oh, è vero. Ero io fuori Parigi. Ebbene, stenterai a riconoscermi. Sono terribilmente invecchiato. 3 giorni senza te e ho 10 anni di più. Mi credi? Un'altra serata senza te e Loran muore. Loran è morto. Ma stasera ci vediamo, vero, Loro? Alle 8. Alle 8. Ma perché non l'estate prossima addirittura? Oppure nel 974 o nel 986? A che ora vuoi? Alle 8 meno un quarto. Beh, allora veniamo a un compromesso. Non nel 986, ma nemmeno alle 8. Alle 8 meno 20. No, meno 25. Oh, meno 25. Ecco, così mi piaci. Lei permette? Oh, mi raccomando, Valpolicella, come sempre. Come sempre, Valpolicella. Ciao, amore. Lisa. Signor Messager, lei dimentica gli svizzeri. Un nome che è una delizia. E quanto più lo ripeto, io lo sento ogni volta di più imprimersi nel mio cuore. Si ricordi che è un grosso ordinativo di crema dimagrante ed è urgentissimo. Dimagrire a quest'ora. Marcella, con queste creme ci amareggiamo la vita. La Svizzera aspetterà per dimagrire domani mattina. Il che vuol dire che lei se la fila di già. Non le si può nascondere nulla. Me la filo. Un momento, non scappi via così. Le sue pillole, le sue nuove pillole all'erba di montagna. Le provi prima di andarsene. Lei è un po' giù. Sono giù, Marcella, quando sono quassù, ma appena fuori di qui. Oh, senza dubbio, sappiamo. Via, non mi rimproveri. Lei no. Mandi giù. Bene. Obbedisco e inghiottисco. E mi sento già sulla vetta purissima. Non le conviene citare Victor Hugo. La invecchia un po'. E lei mi vuole giovane.
vero Marcella? Su, vada. E si diverta. Buonasera, Marcella. Ha un vestito incantevole. «22 minuti esatti, signore». 3 minuti meno di ieri, bravo. Luciano, se non avete niente in contrario, prendo la macchina stasera, lasciatela in cortile, grazie. Buonasera, signore. Ah, va bene. Ah, va bene. Tutto qui? Sei un po' laconica stasera. Il mitra sei inceppato? Kim, non ti sarai mica offesa. Kim, se mi fai il broncio, bada che me la paghi, eh? Avanti, amore. Tutto bene? Ciao, cara. Hai visto Kim? Con chi ce l'ha? Ci siamo. Kim ha dei problemi. È un dramma. Eppure è una tragedia. Stava telefonando per la 300ª volta come sempre. L'ho presa un po' in giro, impassibile come una sfinge. E ha uno sguardo strano, non trovi? Che le succede? E in me non trovi niente di strano? Nei miei occhi non leggi mai niente. Nei tuoi occhi? Beh, vuol dire che non sai leggere. Eri in giornata nera a casa di Monsalvé e m'hanno ripulita. Ah, su, confessa. Quanto? Mi sgriderai. Lo credo bene che ti sgriderò. Quanto? Davvero mi sgrideresti? Ma va, che scherzo. L'8 va sul 9. Già. E la donna sul re. Papà, Ah, vieni un po' qui. Mi dici che cos'hai? senti, ho bisogno di parlarti. Perciò ti faccio una proposta. Stasera tu mi porti fuori e io ti racconto tutto. Sì, ma allora dimmelo subito. No, non posso. Ora non posso. Mia povera gattina. Allora, si va? Sei d'accordo? D'accordissimo, si va fuori, giuro. Quando tu vorrai. Domani, dopodomani. Ma stasera non è possibile. Ah, non è possibile. Allora quello che devo dirti vuol dire che te ne infischi. Siamo già alla ribellione. Non puoi proprio liberarti per una serata? Non mi va di liberarmi. E se fosse grave quello che deve dirti? Beh, se è grave, provvederemo domani. Così piangerà e tu ti sentirai infelice. E tu? Non potresti accompagnarla al cinema? Tua figlia? Ve ne andate a vedere un bel film d'amore. Vi sciogliete in lacrime. Lei ti parla, tu la consoli e tutto è a posto. Sai benissimo che è con te che vuole parlare, solo con te. E poi verranno le mie amichette per il bridge. Ho bisogno di rifarmi. Bene, quando è così, vado ad annegarmi nel bagno. Oh. Oh, al diavolo la chiave. Dove si è cacciata? Oh, Non mi restano che 35. No, 40 minuti. eccola. Ho tutto il tempo. Sta calma. Non ti nervosire. Oh, brutto maiale. No, vecchio sadico. La soddisfazione non te la do. Non te la do. Ma che faccia tosta. Ciao.
Rincretinito cronico. Ma guarda che faccia di bronzo. Guarda lì che faccia. Mi sembri un pulcino bagnato. E hop! Forza vita, avanti! Allora, marmotta, ti muovi? Che miseria. Taxi, prego! Ah, no, adesso basta! Non portarmi alla Madeleine direct. I'm going direct. Possibile? Oh, the fool you are, stop that row! Ora ci mancava anche quest'altra, questa specie di befana. E tu che vuoi? Sto fanatico cornificato. Pezzo di cafone sadico. Calma, respira profondamente. Le 8:15. Cosa fa? Non risponde? No, non capisco. Avrai sbagliato giorno. Ah, no, Kim, davvero no. Distratto sono, ma in questo non c'è pericolo. E allora non ti ama più. Ma va, piccola strega. Sì, ti ama, d'accordo. Non ne potrà fare a meno. Però ammetti che è un'amante un po' strana. Ma che dici? In ogni caso trovo che ha uno strano modo d'amarti. Ti dico che mi ama moltissimo e mi puoi credere. Bene, non parlo più. Sappi però che se tu fossi mio saprei tenerti meglio. Che? Certo, non dovresti telefonare 10 volte per sganciarti. Ma io non ho intenzione di sganciarmi. Naturalmente. Sposti un appuntamento, tutto qui. Ah, sì? Che male c'è? È già tanto fortunata ad averti per sé. Un uomo come te è raro, sai. Le 8, che disastro. Mio Dio, che ho fatto di male? Loro, dove sei? Fa qualcosa, mi sento impazzire. E tutto questo tempo perduto. Che peccato. Sto così bene quando sono con te, amore. Rimani con me, Loro. Rimani. Ehi, bellezza, facciamo la nanna? Benzina, candele, accensione, olio, acqua, cambio, dinamo. Ma ti levi dai piedi, rompiscatole! Per quei criminali che danno la patente alle donne ci vorrebbe la galera! Levatene a piedi! Ah, va a fare la calza! Bambola, me lo dai un passaggio? Ma insomma, che cosa posso fare di più? L'hai trovata? Ma che? Il suo telefono continua a non rispondere. Ah, le donne imprevedibili, sconcertanti, tutte. Sbrigati, se no mangio tutto io. Mangio anche i ricci. E allora, guai a te. Guai a me. Ti pungerò. Bella manina, bel braccino, bella boccuccia, belle fossette, sul serio.
Sei carina, Kim. E tu hai una bella voce. Mi piace sentirti parlare. La notte, quando ero piccola, mi alzavo. Quando eri piccola la notte tu dormivi, te lo dico io. Venivo a guardarti. Ma non sempre. E a volte t'ho perfino rapita. Non te ne ricordi? Sì. Una notte mi sono svegliata in una barca. Un'estate, faceva caldo. Il mare era nero. Mi dicesti, voglio toccare il mare. T'ho fatta sporgere sull'acqua. Ti tenevo stretta forte contro di me. E tu hai toccato il mare nero e ti sei messa a ridere, a ridere. Indimenticabile. Di, ce la porti mai al mare la tua amichetta? Sì, al mare, in campagna, al cinema, dovunque. Perché? E le racconti tutto? Tutto, sì. La tua infanzia a Bordeaux dai nonni, la bella mammina dagli occhi come i miei, le vacanze ad Arcachon, le regate che tu vincevi. Soprattutto quelle. Le regate sono il mio pezzo di bravura. Assaggia questo vino. Oh. È una meraviglia. Carbonier. E lo chiamano il vino del sultano. E sai perché? Dico, non prendiamo. Laurent. È vero, scusami, ma dove ho la testa? Beviamo ai tuoi amori? Vero, buono questo vino. E di un po', chi è questo sultano? Un uomo magnifico. Quando una donna gli resisteva, mai un gesto di impazienza, mai uno scatto di nervi. Dava una festa e alla donna offriva tutto quello che aveva di più bello. Per esempio cosa? Che so, degli abiti d'oro, una portantina di lapislazzoli, una selva di rose verdi e un cane assai raro che veniva dalla Cina. Un cane così piccolo che gli bastava per la cuccia un mezzo melograno. E anche vino? Il vino naturalmente scorreva a fiumi, questo vino. Alla seconda sorsata, la donna cadeva tra le braccia del sultano. Parli di queste cose anche alla tua fotografa? Kim, piantala con la fotografa. Non è per parlare di lei che mi ha invitato a cena. No, non per parlare di lei, per parlarti di me. Eppure non mi sento a mio agio, c'è sempre lei tra noi due. Dopotutto, in un certo senso, è una mia rivale, no? No, Kim. Tu non hai rivali. E la macchina, dove l'avrà messa? Bussa via tu. Povera bestia. Far pipì sotto l'acqua. Ci vuole un bel coraggio. Eccomi, sto arrivando. Ancora un secondo, amore. Oh, mannaggia. Amore, non dirmi niente. Tutto è contro di me, contro di noi. Abbiamo perduto un'ora della nostra vita, ma ora siamo insieme. Stasera devi amarmi di più, molto di più. Capisci, Laurent? Laurent? Oh, Laurent, ti prego, non fare scherzi, non è il momento. Laurent. Laurent, non ti nascondere. Se n'è andato. Com'è possibile? Ma perché? Ma perché? È impressionante. Tu parli come una donna, ma mi piace. Tu eri già innamorato alla mia età? Sono sempre stato innamorato fin dalla nascita. E credo che lo sarò fino alla morte, ammesso che debba morire. È una bella fregatura. Credi? Non mi pare. In ogni caso, è sempre divertente, specie all'inizio. Vedi, si cammina uno verso l'altro. Ecco, così. Guardinghi e felici. Guai a chi dei due avanza di un passo più dell'altro. Si direbbe un western. Questo è il più vecchio western del mondo. Uno non se ne stanca mai. E che suspense.
il primo tête-à-tête. Naturalmente, dopo l'invenzione del telefono, esiste anche un voce a voce e questa è la prova suprema. E ora sentiamo. Su, racconta. Beh, ecco, sono cotta. Ah, e di chi? Ora riderai. Mi torcerò dalle risate. Suona la chitarra? Ha la barba? Scrive poesie, naturalmente. Ah, no, proprio non ci sei. Ma proprio per niente. Ma allora la cosa è molto seria. Sarà un vecchio di 20 anni che fa il servizio militare. No, ma che idea? È bello? Bello? No, non bello. Anzi, per chi lo incontra per la prima volta, non ha niente di eccezionale. Però dopo... Dopo cosa? Ma dopo uno, a conoscerlo meglio, lo trova... Ah, papà, quanto mi piace. Ehi, attenta a quello che dici, sono geloso, gelosissimo. Lo so. E ti spierò, ti pedinerò. Sarò il muro che osserva, la tenda che sorveglia. E quando ne avrò abbastanza gli salterò alla gola a questo signorino che osa amare mia figlia. Ecco, appunto, devi fare qualcosa per me. Devi assolutamente, papà. Vuoi che gli trovi un impiego? Oh, non scherzare. Senti, non mi riesce di trovarlo da 4 giorni, non riesco più a vederlo. Quando gli telefono... Ti rispondono che non c'è, che è in Perù o a tavola, che ti richiamerà e poi non chiama. Sì, e allora ho pensato, se ti vedi con me, così bello e giovane e carino, affascinante, lui crederà che... e soffrirà. Di un po', non ti pare di esagerare? Seduttrice. Per niente, su alla carica, vieni con me. Dove con te? Da Delfino. Ah no, non mi lascio mica incastrare una seconda volta, su, neanche per sogno, ma no. Ma che fa? Che sta facendo? Mi ha scocciato. Se tra 10 minuti non è qui, giuro che me ne vado. Vedrà se mi lascio trattare come un balletto, sempre qui a disposizione. E aspettare, sempre aspettare. Se poi è venuto e se n'è andato perché io ero in ritardo, è un traditore, un vigliacco. E questa me la pagherà. Non è vero, Loro. Lo sai che non è vero. Ho paura. Quante volte te l'ho detto? Quando non ti vedo, non vivo più. Laurent, sei qui? Aspetta, lasciami controllare. Sì, è vero, sono qui. Sono proprio qui. Laurent, il nostro amore cos'è per te? Ma lo sai benissimo. Il nostro amore è come l'estate. Un'estate calda e senza fine. O se preferisci, è un viaggio. No, meglio, un naufragio. Un delizioso naufragio nel mare della serenità. Ecco, ti va? E per te? Che cos'è? Per me, quando sei qui è qualcosa di così forte, di così dolce, che ho voglia di ridere, di ridere. Ecco. E poi... E poi... A un tratto non lo so perché, non rido più. Perché questo Laurent che tengo stretto a me non lo vedo già più. Vedo un Laurent che va via e sparisce. Allo? 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 È la signora Messager che parla. Lei vorrà parlare con mio marito, suppongo. Non c'è. E io con chi parla? Sono una stupida.
proprio una stupida. Che gliene importa a quella anche se crepo? Allora? Allora, Lisa, sono Maggie. Oh, Maggie, non ci mancavi che tu. Vorrei portarti un mio amico. Dovresti fargli delle foto. Ma va all'inferno tu, il tuo amico. Non essere cattiva, è un giovane davvero adorabile. È un attore, sai? Me ne frego degli attori. E dei giovani poi, figurati. Perché? A te piacciono di più i vecchi? Oh, e piantala, Maggie. Che altro t'ha fatto il tuo messager? Ma perché non vuoi neanche vederlo, il mio attore? Ti assicuro che è un fenomeno, è bellissimo. E poi gliel'ho promesso che gli farei delle foto. Lui dice che tu hai un grandissimo talento e lui se ne intende, sai, perché ha una grande sensibilità, è un vero artista. Te lo ricordi, l'amore viene all'alba? Beh, lui era quello che piglia lo schiaffo. Che bravo! Ti ricordi la faccia che faceva? Un grande artista. C'è un produttore che mi ha chiesto delle foto. Su, dai, Lisa, bisogna che tu gliele faccia. Buonasera. Puoi scommettere che farei colpo da delfino? Formidabile! Avrò tutti quanti intorno a me, mi faranno un sacco di domande. Ma tu acqua in bocca, eh? Mistero, nebbia e tenebre. E lui creperà di rabbia. Ben vista! My foolish little girl. Sweet, comic and lovable. Però è seccante, sa. Coraggio, su. Sentiamo, che cos'è seccante? Che mi sento bruciare qui. Lì? Ah, è terribile. Uno, someday, will come here No, avanti, and smetti. take her away. Però c'è una cosa che vorrei capire. Beh, vorresti capire che cosa? Vedi, ecco, quello che mi succede quando lo vedo. Ma se non l'ami, mi hai detto. Non l'ami e non lo trovi neanche bene. Ma appunto per questo, ecco, non riesco nemmeno a trovarlo bello, eppure lo desidero. E voglio che mi guardi e poi, quando lui mi guarda, uff. Uff. Che vuoi dire? Oh no, non ti preoccupare, per ora non c'è niente, con nessun altro del resto. Dicono che sono un caso clinico, perché non sono andata a letto con nessuno. Andata a letto? Ma chi te le insegna queste espressioni? Perché? Come si dice? Niente, non si dice niente, visto che non c'è niente. Guarda davanti, sta attenta quando guidi. Excusez-moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il est tard. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de notre dernier rendez-vous. À demain. Bonne nuit. Chi è? Sono la signorina Bartoli. Buonasera. Spero di non aver disturbato. Non si ricorda di me? La sua vicina della porta accanto. Ma sì, certo, ci siamo incontrate ora. Almeno di vista ci conosciamo. È vero, ci conosciamo, ma non ci si parla mai. Già. Non trova che è un po' buffo? Non vuol venire a bere qualcosa da me? Così, senza tanti scisci, eh? Che vede, non sono troppo presentabile. Ma siamo noi due sole. Non mi dirà che se ne va a dormire alle 11:10? Dormire non ancora, ma riposarmi sì. Basta stendersi, le gambe in su. Ah, come si recupera. Fa tanto bene alla pelle, alla colonna vertebrale, ai nervi. Fa bene a tutto. Ne conosce di segreti lei? E chissà che altro le frulla lì dentro. Mi racconterà tutto, eh? E poi si potrebbe cominciare a recuperare insieme. Le gambe in su è un'ottima cura, la faccio anch'io. Sul serio? Ma sì,
Oh, e fa un gran bene. E badi, è il solo rimedio, quello e la musica. Oh, come si recupera in musica. Io ho dei dischi, moltissimi. Lo conosce Rachmaninoff? Beh, personalmente no. Oh, poco male. Metteremo sotto Prokofiev e tutti gli altri. Che cosa deliziosa. Le piace? Può trovarne uno tale e quale alle Gallerie Lafayette. No, che meraviglia. Ci vado domattina appena aprono. Ma lo sa che lei mi è molto simpatica. Ed era tanto che volevo parlare un po' con lei. E allora perché hai aspettato fino a oggi? Beh, non so perché, forse non sembra, ma sono così timida. Coraggio, la rapisco. Andiamo a recuperare. Sarà piacevole e istruttivo. Ma io aspetto una visita. No, devo aspettare, ora non posso uscire. E poi combinata così. E se suona il telefono? Sai... Aspetti, e io? Non aspetto forse. Tutte le donne aspettano. Aspetteremo insieme, ecco tutto. E scusi, non la può attendere da me la sua visita? Quando l'ascensore viene su, o è per me o è per lei. Lo sentiremo tutte e due, no? Sì, questo è vero. Allora, su, si va, eh? Un momento, spengo il televisore. Buonasera. Ciao, Kim. Come va? Benissimo. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Kim. Buonasera. Vero, sei qualcuno qua dentro, Kim. Perché? E vedo che me l'hai fatta. Sono nelle tue mani. Sei una strega. Dai, vieni. Ciao, Kim. Buonasera. Ehi, finalmente. Buonasera. Evviva, Kim. Salve, Pierre. Benvenuta, Fino alle 6 del mattino. Ciao, Peppino. Kim, sei in ritardo stasera. Indovina un po' chi ti porto. Non mi sembra un micetto, ma molto meglio. Un bel gattone. E il tuo ragazzo? No, io sono il suo seduttore. No, sei il mio sultano, tu. Hai buon gusto, Kim. Mi vergogno di ammetterlo, ma vengo qui per la prima volta. Mi auguro che non sia l'ultima. Venite di qua, vi trovo un tavolo. Di, ti piace? È Zuzu. Zuzu? Una meraviglia. Viva Zuzu! E questa è Diana, te la presento se vuoi. Se voglio, ma che domanda, certo. Ha perduto qualcuno? Ti diverti? Come no, stasera sono in vena di follia. Whisky per due? No, qui ci vuole champagne. In fondo questo è il mio battesimo. Don Perignon 47. 47, perfetto. Sai che si fa? Balliamo insieme, mio sultano. La polka non è il mio forte. Proviamo? Coraggio. Ogni giorno più carina la Kim. Quanto mi piace. E lui? Va, sei matto. Meno male. Che carini questi aggeggini. Tutti regali? Sì. Ha un amante? Come, prego? Un amante? Beh, come tutte le donne. Anche lei, vero? È naturale, no? In fondo alla nostra età. Oh là! Le piace mettere in ordine? No, al contrario. Adoro il disordine. Quanti anni ha? Quasi 29, lei? Sembra più giovane. Perché sto molto attenta. Poco alcol, pochi strapazzi e poi una buona passeggiata al parco tutti i giorni. Non fa nessun lavoro? Sì, nel pomeriggio, in un magazzino di guanti a Avenue Victor Hugo. Mi sarebbe piaciuto fare del cinema, magari solo delle particine. E lei fa la fotografa, mi pare. Com'è divertente la fotografia? Dipende da cosa si fotografa. A me piacciono i brufoli, fotografare dei brufoli e farne delle montagne. Ma pensa un po'. E io che volevo chiederle di farmi un ritratto. Beh, perché no? È sicura di non avere qualche brufolo? No. Neanche un piccolo neo? Sì, qua. Formidabile! Un neo sulla tettina. Sarà una fotografia di fuoco, come un granchio che divora una medusa. Venga, sarà un capolavoro. Avanti, su. Si segga qui. Forza. Si rilassi. Apra quella vestaglia. Oh no, per carità. Vuol farmi litigare. Con quel suo... Di chi si tratta poi? È il mio fidanzato. Sì, va bene, ho capito.
Lui preferisce il classico, eh? Bene. E noi gliela facciamo classica. La principessa Grace, com'è bella e com'è elegante. E ha anche una cuffietta, quasi uguale alla sua. Ah, è vero. Come le sta bene. Allora, pronti per la posa classica? Lo sguardo in giù. No, guardi su. Apri un po' la bocca. No, la chiuda. Non si sa mai come mettersi. Vedrà come sarà contento il fidanzato. E che mestiere fa? È ginecologo. Ginecologo? Sempre tra le donne, sempre a contatto con le pance delle donne. Darebbe la nausea a me. E a lei non dà fastidio? A volte sì, però non glielo dico. In fondo non è colpa sua. Ferma così! Perfetto. E poi c'è pur bisogno di ginecologi. Ferma così! E ora tenga un libro. Adora la lettura, la principessa Grace. Ah sì? Che buffo, anch'io. E si comporta bene il fidanzato? Beh, le dirò, sì, qualche volta è un po' nervoso. D'altra parte è naturale, col lavoro che ha. Di profilo. Mica male il nasino. Legga. In compenso è generoso, sempre regalini. Scommetto che quella bella vestaglia è un regalo suo. Hai indovinato! È di gusto, no? Me l'ha portata dal suo paese. È spagnolo? No, brettone. L'ha presa a Mont-Saint-Michel. Di spalle, si volti di spalle. E come l'ha incontrato questo campione? Narici aperte, fa sensuale. Va bene così? Sì. Come l'ho conosciuto? Una serie di circostanze. Del resto è sempre un po' per caso che si incontrano, no? Già, ha ragione lei. Sempre per caso. Si tolga! Ma si leva di mezzo? Si sposti! Non si sente! Ma non vede che mi ha fregato i reportage? Non sento niente! Non capisco una E parola! adesso che gli racconto al giornale? A caso ne ha ammazzato! Sei fatto tardino. Io vado a fare la nanna. No, non mi lasci sola. E non abbiamo fatto la medusa? Io non voglio farla, la medusa, gliel'ho detto. Va bene, d'accordo, niente medusa. Allora faremo un bel film, un fotoromanzo, magnifico. Le servirà più in là quando farà del cinema. Ci spero poco. E come? Si metta lì. Adesso la fotografo in movimento. 36 foto in soli 9 secondi. Si abbandoni, si lascia andare a tutte le sue emozioni. Deve avere un bel mucchio di emozioni. E s'abbandoni? S'abbandoni? Ma mi dica che cosa devo fare, almeno. È così facile, niente di più facile. Su, dica una parola qualunque. E che cosa dico? Beh, amore, per esempio. Ecco, amore va benissimo. Amore nell'angoscia, nella gioia, nella paura, nella sorpresa. Ah, sì, che bello, voglio provare. Amore. 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 Stop! Lei è un'artista, bravissima. E ora passiamo a una cosa più difficile. Lei non dirà niente, ma cambierà faccia ad ogni frase che io le dirò, eh? Incominciamo. Il tuo amante è in ritardo. Non viene più. Non arriva mai in tempo. Per stasera non sperarci. No, non torna più. E domani neppure. No, non verrà più. Mai più. Ti ha piantata. Allora, che faccia fai, eh? Vediamo un po'. È che non è mica facile. E poi mi chiami pure stupida. Ma mi impressionano queste cose. Ma no, lei è bravissima. Continuiamo. Ma io non posso. E poi sarà tardi. Sarà già più di mezzanotte.
Dica un po', dov'è stasera il suo ginecologo? Oh, stasera ha un pranzo con i suoi colleghi a Marne-la-Coquette. Le ha fatto credere questo? Pensa che non è vero. Perché dovrebbe esserci? Perché dovrebbe dire la verità? Sono dei tali bugiardi gli uomini. Ma non è carino dubitare, soprattutto senza prove. E che importanza hanno le prove? Qualunque cosa può essere una prova, qualunque cosa. Questo e questo. E quella vestaglia, la prova della solitudine, la prova che lei lo aspetta. Come corre lei? Oh, povera stupida. Cosa ha detto? Lasciami dire, tu sei un'ingenua. Gli uomini, sì, una cosa meravigliosa, ma si paga troppo cara. D'amore, sai, si può morire. E dopo ogni gioia c'è il buio, la separazione. Io non so se tu sei come me, ma certe volte mi sento così infelice aspettandolo che tutto a un tratto dimentico la sua faccia. Oh, ma via, via, non sia così amara, ritornerà. No. Ma perché, scusi? Che cosa le ha fatto? Mi ha piantata. Che guaio. E gliel'ha detto così, gliel'ha detto in faccia. Oh no, non me l'ha mica detto in faccia. Ma un uomo che si fa aspettare 8 ore e non viene, non telefona. Che cos'è secondo te? Un pazzo, un cafone? Ma non giochiamo con le parole. È uno che ti pianta, ecco. E se non è colpa sua, se ha avuto un incidente? Un incidente? Può succedere, no? Ha telefonato a casa sua? Sì. Ma mi ha risposto la moglie. Ho riagganciato, non potevo. Su, su, richiami. Un po' di coraggio. Non può mica restare così. Parli lei. Io? Ma che cosa dico? Io non lo conosco, il suo amico. Domandi del signor Messager. Dica da parte di... Oh, parli lei, la prego. Allô? È la casa del signor Messager. La casa del signor Messager? Certo, signora. Chi è che parla? Una parente. Che cosa dico? Chieda come sta. Ma come sta? Sta bene? Ma certo, sta bene. Molto bene, benissimo. C'è un po' di elettricità in giro stasera. È ritornato, è uscito e tornerà abbastanza presto. Ah, bene. Mille grazie, signora, e perdoni il disturbo. Perlomeno sa che sta bene. Ah, è una soddisfazione. Non è morto ancora. Come va lassù? Ok. Kim, è qui? No, non è ancora arrivato. Bambina mia, ti voglio bene, sai? Le pillole Messager. A questa poi non gli manca l'euforia. E con una ragazzina. Scommetto che non ha nemmeno 20 anni. Ma no, che 20 anni? Quella non arriva a 18. Sanno proprio di cartapesta queste tagliatelle. Per favore mi passa il sale e il pepe? È un'ora che li cerco. Guardi un po' là dentro. Scommetto che lì non ha guardato. Che confusione, mi gira la testa. Happy Max Messager. Che c'entra? Celestile Messager, ma che... Calmoplat Messager. Happy Max, miracoloso tonico per nervi esauriti. Celestile, insuperabile equilibratore negli stati angosciosi e depressivi. Calmoplat, dolcissimo decollo verso il sonno. Assicura un risveglio leggero, leggero, leggero. Le prende lei tutte quelle pillole? No, non le prendo, ne faccio collezione. È lui, è Laurent che le fabbrica. Ogni prodotto nuovo che lancia lo porta a me per prima. Sa, si diverte a recitarmi negli slogan. Ma guarda che originale. E ha un personale molto elegante, sembra un attore. Un bel ciarlatano, sì. Oh, non se ne lamenti, perché poi quando non si ha più si sta male. Per esempio, il mio amico da un po' di tempo è diventato un musone tale
Si esce, si cena, si torna, si va a letto. E parlo io sola, soltanto io. Micetto mio, finalmente! Micettina, da dove vieni? Cattivone! Cattivone! Ma non potevi telefonare? A quest'ora si arriva, Micetto. Ah, scusami, vieni, ti presento. Abita alla porta di fronte. La signorina Elisa Bortoli, vero, ho detto bene. Sai, è italiana, non è magnifico? Mi ha fatto delle fotografie. È proprio in gamba, sai, Michou? Sono veramente lieto. Io adoro gli artisti, sa? E la fotografia è la mia passione. Mi dilettavo un tempo quando ero in Africa. Cattivo Michou, che sta 3 giorni senza telefonare. Su, andiamo un po' a litigare nell'intimità. No. Perché ve ne andate via? Venite un pochino da me. Ho tante cose da offrirvi. Venite. E poi dico, siamo vicini. È una fortuna, no? Ma io sono così contenta di conoscervi. Dobbiamo brindare. Ho del Valpolicella. Venite. Valpolicella. Mi piace questo nome. Il buon vino è quasi come una musica. E alla musica non si può dire di no. Pardon. Ma io ho sonno. Oh, sonno. Non ti vergogni? Deve scusare per il disordine. Abbiamo lavorato per lei. Una quantità di fotografie. Ah, sì? E anche un fotoromanzo. Una rarità, le assicuro. È veramente fotogenica la mia vicina. Ha visto, Lisa, che prima o poi si finisce per recuperarli? Venite, andiamocene in cucina, è più intimo. Prego, si accomodi qui, di fronte a me. Oh, ma dopo di lei, Mi la faccia prego. il favore. Sì, mettiti lì, al suo posto. Non voglio restare sola. Non posso. Come scivola giù questo vinello. No, davvero, niente basta. E hai torto, è una specialità. Oh, Gliele no. riscaldo un po'? Oh, no, non posso, no, veramente. Non che non mi piacciono, e del resto tutto quello che viene da Oltralpe per me. Sa, ho già pranzato all'italiana, a Marla Coquette, allora. E che cosa avete mangiato? Ma su, lascia andare, perché annoiarla col mio menù? Ma no, niente affatto. A me interessa moltissimo. Sono tanto curiosa, sa? Dica. Se proprio vuole, ho mangiato delle melanzane alla parmigiana, seguite da cannelloni, e quindi un ossobuco, ma intendiamoci, mica un ossobuco qualunque, e dopo l'ossobuco un gran piatto di ravioli, gorgonzola e prosciutto, un bel soufflé di spinaci con delle polpettine, con funghetti, patatine e cipolline, e pizza rustica al forno. Una cassata alla siciliana che era uno splendore, e poi dei babà eccezionali al rum, dell'olandese, del bel paese, del provolone, e delle sfogliatelle con ricotta. E, cari colleghi, ho l'onore di brindare. Ah, che divertimento! È un piacere stare tra vicini. Signorina, vuol concedermi l'onore? Bravo, senza tanti complimenti. Pensa agli affari tuoi, egoista. E che ritmo! Lei è davvero un cavaliere squisito. Sì, un cavaliere, un pomicione. Lo sa Lisa com'è che mi accalappiò? Così, ballando. E non ti è piaciuto? Che fa? Non risponde. Ma di che ti vai impicciando, scusa? Lascia suonare così. No, non mi va. Brava, è una donna di carattere. Avanti, Lisa. Faccia il primo passo. Vedrà che non se ne pente. Sì. Ma che le succede? Ha fatto baruffa con il suo amico. Ah, un amico. No.
Tanto è lo stesso. Mm. Ma che vuoi che me ne freghi? Oh, mi sembra che esageri. Cara, t'avverto che se tu mi parlassi così... Ma lasciami dormire, che mi chiami a fare per i tuoi indovinelli. Oh no, così guasterà ogni cosa. No, te l'ho detto. No e no. Tanto peggio per te. Ma senti, tu sei mia amica e io sono fuori di me. Ho il dovere di avvertirti. Laurent è qui. Il tuo Laurent? Ma senti, Lisa, vuoi che non riconosca Laurent? Quel mascalzone è qui. Sta ballando, mia povera Lisa, e non sembra che si annoi. È insieme a una cimicetta che scommetto non ha neppure 20 anni. Ma che dico, 18 al massimo. Tu dovresti... Lisa, mi senti? Dovresti correre qui. Ma subito, vieni subito se lo vuoi sorprendere. Figurati, bevono champagne. Lisa, ma che aspetti? Vuoi proprio lasciarti mettere sotto i piedi? Diamine, un po' di dignità. Io se fossi al tuo posto, una mascalzonata simile non la sopporterei. Ti ricordi quello che feci con Roland? Lui se lo ricorda ancora. Lisa? Lisa, mi senti? Lisa, mi senti? Ma così si sarà offeso. Chi? Ah no, per niente. Allora tutto va bene. Davvero? Ma sì, tutto bene. Che avete creduto? Va tutto benissimo. Tutto a meraviglia. Le ha detto che viene? No, stasera non viene. Invece andrò io a trovarlo. Mi aspetta. Mi ha aspettato tutta la sera. Ha una voglia tale di vedermi. Ora devo sbrigarmi, capite? Però poteva avvertirla prima. Beh, non ci ha pensato. È buffo, vero? Mi permette? Non si incomodi. Ora devo scappare, devo andare a trovarlo. Mi aspetta, capite? È solo e senza di me è perduto. Non si impupazza neanche un pochino. Ma se ti dice che ha fretta? Oh, ci rivedremo presto. Laurent è talmente impaziente. Che dirà se non mi vede arrivare? E grazie per l'ospitalità. È stato un piacere. Sì, tutto molto divertente, molto simpatico. Addio, buonanotte. Buona serata. Lisa, dobbiamo spegnere. Le chiavi le ha prese? E non insistere. Va a chiudere la radio. Andiamo a nanna. Cosa mi illudo? Cosa vado a cercare? Che posso più fare? Che cosa gli dico? Che cosa mi aspetto? Che cosa spero? Allora, non balla più? Vede, mi sono sempre domandato questo. Perché si balli in piedi quando si può benissimo ballare a letto, è più comodo. Su, andiamo a finire lo champagne, te lo sei meritato. Ti adoro. Mi scusi. Laurent, aspettami. Kim. Niente, non dir niente. Resta lì, non ti muovere, ti prego, non ti muovere. Ah, così. È quello. È lui, Leo. Leo. Mancava pure il nome d'operetta. Ma no, Leo. Non pigliare in giro, papà, non è giusto. Ti giuro, è più forte di me, io l'amo. È spaventoso. Kim, ma non è possibile. È assurdo, quell'uomo ha la mia età. E che fa? Ma da dove viene? Che cosa fa nella vita? Ma è famoso, i dischi briquet sono suoi, lancia i cantanti.
Ma guardalo un po'. Guardalo in faccia. Ma certo che lo guardo e poi il cuore mi batte forte, mi fa male. Il cuore ti batte. Oh, Kim. Mia Kim. No. Chi è? Chi? Oh, non l'ho mai visto. Ma è bello, eh? Vieni a ballare? No. Su, vieni a ballare. Perché? Lasciami stare. Le ha detto no. Ma che fai? No, ragazzi, no, via, Leo, via, caro, non voglio storie qui dentro, Pierre, Robert, portate dei bicchieri, presto, e anche un'altra bottiglia di champagne, a meno che non preferiate del whisky. Andiamo, via, allegria. Così. Un po' di western. Hai avuto il tuo western? C'è poco da ridere. Lisa, ma cosa fai? Sei matta? Che scherzo è questo? Ma sì, sto scherzando. È un gioco che mi diverte molto. Scendi, Lisa. Mi dai le vertigini. Lisa, mi fai morire di paura. Oh no, Laurent, tu non hai paura. Non riesco a farti paura. Non sono mai riuscita. Eppure mi piacerebbe, sai. Vorrei proprio farti paura. Qui, in questo momento. Mentre stai facendo l'idiota con una mocciosa. Vorrei che tu mi vedessi e sentirti urlare e torturarti. Sì, Laurent. Vorrei vederti morire di paura. Che nottataccia! E fa anche freddo. Vuoi la borsa d'acqua calda? Ma che fai, Misciu? Dormi di già. Ma chi avrà combinato? È pazzesco. Perché fai così? Che vuole da te? Chi? Quel vecchio rudero. È meno vecchio di te. Su, vieni con me. No. Bene. Vi aspetto domani all'1 allo studio. Pranziamo insieme. No. Ma sì. Domani all'1. E verrai. Sai bene che verrai. Ma non è guasto? Ne è sicura?
Grazie, signorina. Non può essere partita per un reportage? Beh, torniamocene a casa. Non te la prendere, la rivedrai domani. È già domani. Papà, avanti, dimmi che non sei triste. Ma no, che triste. Un po' stanchino. A rapporto. A rapporto. Avanti, avanti, vagabondi. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Come va? Tutto bene? Vi siete divertiti? Altro che. Vero, Kim? Fai il tuo rapporto. No, papà, è meglio che cominci tu. Ebbene, ecco qua. Prima di tutto, l'autobanchetto da Prunier. Avevo una fame. Ho mangiato come un pascià. Un piattone di ostriche, ma tante. Avrei mangiato il fondo del mare. E sai che ha fatto tua figlia? Mi ha fatto ballare. No. Sì, se la cava. Col tempo si farà. Ma va là, stupidina. Misciu, tu russi. Ho detto che stai russando. Che bella festa. E ogni volta che è un banchetto finisce così. Coi colleghi stravizi e qui recupera. Ma la smetti di russare? Il riposo del guerriero. Ma che è successo? Misciu, svegliati! Svegliati su! Una disgrazia! Deve essere accaduta una disgrazia! Ma che ti piglia? Alzati su, da Lisa! Ma Se come sapessi da che ho visto, che guaio! C'è su Giuseppe e Maria! Mi tremano le gambe. Aspettami! Misciu! Misciu! Aiutami! Oh.
Poveretta, è morta! Smetto, mi chiama la polizia! Ma dico, la pianti? Dopo tutta la manfrina di stasera c'era da aspettarselo. Piglia la mia borsa. Dove l'hai messa? Nella mia macchina, corri! È stata fortunata, poverina, che tu fossi qui per salvarla, amicetto mio. In questo proprio sì. Il suo amico, però, che mostro. Quando lo paragono a te, Michou. I medici, tutto sommato, sono meglio degli altri uomini. Siamo un po' più umani, ecco tutto. Penetriamo un po' di più nell'anima femminile. Se parliamo di penetrare, di un po'. Ho l'impressione che ti piaccia la mia vicina. Ma che ti viene in mente? Ho fatto il mio dovere, tutto qui. Le gambe non gliele hai guardate, bugiardo? Sì, confesso. Ha delle gambe di prim'ordine. E gliel'hai anche detto. E le ha fatto un gran piacere. Che cosa le ho detto? Le hai detto con delle gambe così. Una donna non dovrebbe mai scoraggiarsi. Ah, ho detto così? Ma guarda. Dimmi, Michou, ti piacciono più delle mie le sue? Troppo vuoi sapere? Lo leviamo questo coso. Ah, mi sembra che il guerriero si è svegliato adesso. Sai che ti dico? Che da oggi in poi... Mi senti, Michou? Ti amerò perlomeno il doppio. Certo, caprettina, hai i tuoi buoni motivi per amarmi. E per desiderarmi. Altro che, sei un leone. E di buon cuore vado a dare un'altra occhiata alla vicina prima di correre in clinica. Ma se è meno di un'ora che l'hai visitata, non esageri un po'? Signora Otello, è la mia coscienza che esagera. Alla tua coscienza queste gambe dovrebbero bastare. Andiamo, non fare l'egoista. Ti telefonerò. Ehi, aspetta, t'accompagno! Sono anch'io di buon cuore! Si può entrare? È la scienza medica. No, ah no. Sì. Lisa? Sua figlia. Oh, era sua figlia. Sua figlia? La figlia di chi? La figlia di lui, di Laurent. È con lei che era uscito ieri sera. Ah, pianta lei per stare con la figlia. È un uomo pieno di scrupoli, no? È la figlia. E che cosa ha detto quando ha saputo che nel frattempo... Oh, non ne ho parlato. Non ho detto niente. E non bisogna dirglielo. La signorina Bortoli? Sì, è qui. Grazie. Grazie mille. Lisa! Guardi cos'è arrivato. Che bella infiorata. Vuol dire che non se ne frega. Laurent. Oh, che pensiero originale. E questo poi dura molto. Ha certe idee. Deve essere un uomo di cuore, vero Michou? Un uomo che manda fiori è un romantico. Lui dice che le orchidee odorano di vaniglia. Beh, ragazze mie, il lavoro mi chiama. Arrivederci, È cara. stato molto buono, dottore. Mi scusi per tutte È le il noie. minimo che potevo fare. Presto tornerà in forma, vedrà. Beva del caffè e badi. La terrò d'occhio. A presto. Ripasserò a vedere se ha bisogno di niente. Ripasserò anch'io presto. Stasera, anzi. Eh sì, sono libero. A stasera, Lisa, d'accordo? Sì, d'accordo. E grazie. Mi sento già molto meglio. Neanche te lo immagini. Per me è stata una serata fantastica. Lui si è comportato in un modo magnifico. E poi siamo andati da Delphine. Abbiamo ballato insieme.
E poi è arrivato lui, non ti dico. Avessi visto la faccia che ha fatto. Perché non sei venuta a colazione? Non avevo fame. Vuoi farmi credere che sei stata di nuovo con quello lì? Ma via, Kim, non siete fatti l'uno per l'altro e tu lo sai benissimo. Ah, bene. Chi può divertirti più di me? Se è per divertirmi, mi diverti. Cosa vuoi dalla vita? Non so proprio. Dai, ti porto al sole. Non ho freddo. Sulla neve, allora. Lì avrei freddo. Su, Kim, andiamo via. Ti porto via con me. Avrai tutto quello che vuoi. Ho già quello che voglio. Basta con la commedia. Hai recitato benissimo, mi arrendo. Dimmi dove vuoi andare, su. In riva al mare. Vieni, ti ci porto. Andiamo in riva al mare. No, senti, ora non posso. Devo riflettere. E poi devo cambiarmi. Beh, c'è di tutto in questa via. Spoglieremo tutte le boutique per vestire te. No, non posso decidermi così in fretta. Non hai più niente da decidere. È deciso, vedi, partiamo. Siamo già partiti. No. Sei bravissima a dire no, ma questa volta è sì. E ci fermeremo solo in riva al mare. Sei bella, Kim. Mi piaci. E ora filiamo verso il mare. Vengo a prendere notizie del tuo caro telefono. Dopo una nottata così deve essere stanchissimo. Oh, sei qui. Amore. Tutta la notte t'ho immaginata così. Così bella, così dolce. E volevo dirtelo. E tu invece mi sfuggivi. Ti nascondevi. Sfuggirti io? Sei pazzo. Aspetta, lasciami un po' vedere se ogni cosa è al suo posto. Apollinaire, il nostro amico Schumann. Il mandarino. La civetta. Questa qui è la mia passione. E laggiù Babilonia. No. Parigi. Lisa, non è cambiato niente, io ti amo. Amo ogni cosa che è qui. Sto bene. Lo so, amore. Di un po'. Non dai niente da bere al tuo amore? Sono assetato. E intanto io ti aspetto qui in giardino. Però non mi hai detto neanche se ti piace. Il mio giardino. Non ti ho detto che mi piace, ma lo trovo adorabile. Non bevi? Non ne voglia, mi sento un po' giù di corda. Giù di corda tu? Non ti ho mai vista giù di corda. Su, guardami. Ti ho fatto soffrire, ma non ne ho colpa. E la tua amica Maggie, quella megera, ma che ti ha detto? Che mi abbandonavo a delle orge con una ragazzina, è così? Non parliamone più. Voglio dimenticare. E tu potevi mai indovinare che quella ragazzina era mia figlia? No. Come avrei potuto? Del resto non sono il mio forte, gli indovinelli. Hai freddo? Un po'. Lisa.
Che cos'hai? Delle seccature. Sempre delle seccature. Mia figlia mi preoccupa. Che strano. Che cosa? Non mi hai mai parlato di tua figlia. È vero? Perché non mi parli mai di lei? Che pensieri dà un figlio? Com'è? Imprevedibile. Vulnerabile, tenerissimo. Perché non abbiamo un bambino, tu e io? Rispondimi. Perché non dobbiamo avere un figlio? Noi due. Sì, peggio per me, colpa mia. Ho capito. Non ti basto più, stai cambiando. Oh, non scherzare, non è il momento. Parlo sul serio. Io non voglio che tu cambi, capisci? Sì, certo, certo che capisco. Non hai il diritto di farmi questo. Cosa? Di cambiare. Io ti voglio sempre, fino alla fine del mondo, qui, la stessa. È questo che vuoi? Sì. Con te tutto è semplice. Siamo felici, tranquilli. Non sono mai inquieto. Ah, mai? Davvero? Non ho mai paura. È per questo che t'amo. Per questo, mami. Per questo. Per questo. Buonasera, amicetta. Buonasera, amicione. Polpettone, budino al latte, prosciutto affumicato. Cosa ne dici stasera a Baldoria? Misciu, ma cosa ti prende? Lingua di vitello, sardine all'olio d'oliva, bianco frizzante e bianco extra secco. Non ti sembra luculliano? Scoppieremo, Misciu. E la vicina, povera cocca? Bisogna tirarla su, no? Per le mammine depresse, cibi scelti e vino generoso. A proposito, volevo appunto dirti che non è sola. E con ciò li possiamo invitare tutte e due, no? Va, su, che stasera si va a letto un po' prima. Non t'affannare, non verranno. Come lo sai? Lei me l'ha detto. Ho suonato poco fa per ricordarle il tuo invito di stamattina. E lei t'ha risposto grazie mille, del vostro invito me ne sbatto, è così? Ma no, si è scusata così gentilmente. Ah, questa me la lego al dito. Ma sono tutti uguali, perbacco. Gli fai un piacere appena gliel'hai fatto. Hop, chi si è visto si è visto, non ti guardano più. Oh, non te la prendere, Misciu. Sarà per un'altra volta. Stasera avranno voglia di starsene soli, è naturale. Naturale, naturale un corno. Ci provi un'altra volta la signorina, me ne resto a letto, vedrà se mi muovo. Te ne resterai nel lettuccio accanto a me, vero Misciu? Sì, sì, con te. Ho lavoro fin sopra i capelli, in una sola giornata 3 interventi, 2 parti, un taglio cesareo. E ho piantato tutto per quello che te per un cafone. Adesso devo chiamare la clinica. Ho 2 casi che mi tengono in pensiero. Hai ragione, è meglio che ti tranquillizzi. Allo, chi è Bernadette? Dica alla signora Thomas come va. Male? Bene, dottore, proprio molto bene, benissimo. Ah, capisco. E la signora Vallon? Questo mi secca, no, non doveva. E la temperatura? La temperatura? Ma 36,8. Dorma pure fra 2 guanciali, dottore. La ringrazio, Bernadette. Tra 2 minuti. Allora, tutto bene, Misciu? No, lo prevedevo. Niente da fare. Devo andare. Te ne vai proprio ora? Ma quando vuoi che ci vada? L'anno prossimo? Ma che pretesi? E tutta quella roba, che cosa ne faccio? Mettila in frigorifero. Ah, sì, hai ragione. Se tutto va bene, verrai a mangiare. Se tutto va bene. E com'è possibile che tutto vada bene? Ma insomma, che cosa ti hanno detto al telefono? C'è una che è urgente? Mia cara bambina, mettiti in testa che ce n'è sempre una che... E impara che nel mio mestiere tutto è sempre urgente. Oh, sempre. Non esageriamo un tantino? Ah, sì, esagero. E stanotte non ce n'era una che, eh? E non era forse urgente anche stanotte? Oh, basta, sono stufa, ferma il disco. Tieni, un ricordino per te, rata del mutuo, della TV, della lavatrice, anche le fatture sono urgenti. Laurent, hai fame? Fame da lupo. Mi aiuti ad aprirla? Non ci riesco. Ti rivesti? Mi rivesto perché mi sembra un po' difficile andare fuori nudo e stasera, mia cara, si va fuori a ballare. Ma che mi racconti?
Noi a ballare? Ma non andiamo mai a ballare. Appunto, e ho torto. Stasera ho voglia di tenerti fra le braccia davanti a tutti. Ho voglia di musica, ho voglia di ballare con te. Sei davvero strano. Non hai mai voluto uscire perché si sta bene qui? Che cosa ti succede? Beh, un capriccio. Beh, mai una volta da che ci conosciamo, 2 anni, 6 mesi e 7 giorni, siamo andati a ballare. Beh, da stasera incominciamo. Ed è da Delphine che mi vuoi portare? Ho trovato quel posto assai divertente, è stata una scoperta. Più divertente di qui, vero? Su, va a vestirti. Stasera ti voglio più bella che mai. Devono guardarti, devono ammirarti e crepare di invidia. D'accordo, ma prima ceniamo. Aprimi quella scatola, ti prego. Oh, scusa, tesoro. Non posso cenare qui. C'è Kim che mi aspetta a casa. Dopo quello che è accaduto ieri sera le ho promesso di cenare con lei. Le hai promesso di cenare con lei stasera? Stasera più che mai ha bisogno di me, capisci? Già, ha bisogno di te stasera. Aveva bisogno di te ieri sera. E domani no? E dopodomani? Lisa, sono preoccupato. Te ne prego, è una cosa seria. Ma quanti anni ha tua figlia? Ha 18 anni. 18 anni, ma è una donna. Ma no, che non è una donna, è ancora una bambina. E quel tipo che le corre dietro è un farabutto. E se fosse innamorato davvero? Non me ne importa niente. Voglio che la lasci tranquilla. A 18 anni non si ha voglia di essere tranquilli. Io a quell'età, figurati, mi ero già innamorata 2 volte. Ma questo non c'entra. Ma pensa a noi, pensa a questa sera. Io non voglio. Te ne prego, non lasciarmi. Non ti lascio affatto, ritorno presto, te l'ho già detto. Usciamo insieme, andiamo a ballare e poi ce ne torniamo qui e io me ne resterò a dormire con te. Ma non capisci, è ora che ho bisogno di te. Ti voglio tutta la sera. Non è possibile che mi lasci. Ma io non ti lascio, perché non vuoi credermi? Ciò che accade a tua figlia è normale e forse anche un bene. Se si è innamorata, ne sono contenta per lei e spero che abbia anche il coraggio di darsi a lui. Tu non sai più quello che dici. Io so benissimo quello che dico. Se l'ama come ti amo, scommetto che ci va a letto. E fa benissimo, fa benissimo. Tu sei assurda. Lo dovresti vedere, quell'uomo. Le ha mandato una corbeia di fiori grottesca e di un gusto come a una mantenuta. E anche questo è per una mantenuta. Lisa. Oh, Laurent, che cosa ci succede? A noi non succede niente. Noi, tu e io, ci amiamo, non ci sono drammi. Per me solo ci sono dei problemi e ti chiedo di aiutarmi, tutto qui. Ma ti domando anch'io d'aiutarmi. Non pensi che anch'io ho bisogno di te? Non voglio più restar sola. Ma andiamo, sii ragionevole. Oh, ragionevole! Ah, questo sì che è il colmo! Non ne posso più! Bene. Dov'è il vestito? Ah, stasera devi mettere quello che ti ho regalato io. Mi piace da morire questo vestito. Non te ne andare. Comincia subito a prepararti. Devi essere bellissima. Ecco qua. In un lampo vado e torno. È come se fossi già tornato. Vattene. Un bacetto? No? Come vuoi. A presto. Laurent, se te ne vai non mi ritroverai più. Io sarò qui alle 11:30. Guarda Kim. Il mare. Che meraviglia. Quando io prometto una cosa... Rallenta, voglio guardarlo un po' da qui. È formidabile. Ma no, tesoro, dalla camera lo vedrai ancora meglio. In 2 minuti ci siamo. Dammi la mano. Papà, non t'arrabbiare, è la vita. Ti voglio bene, Kim.
La sgualdrina. Ma come ha potuto fare questo? A me? E con che abilità? Fregato in pieno. Trattato come un fantoccio, come un pupazzo. Sì, fregato in pieno. Però tu potevi fermarla, trattenerla. Ma te l'ho già detto che non ero in casa. Ma almeno avvertirmi in qualche modo, chiamarmi. Chiamarti? Chiamarti dove, Laurent? Kim, bambina mia, non è possibile. Non è possibile. Kim. 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 Ma vuole pigliarsi un malanno, Lisa. È una pazzia. E via, rientri. Venga a bere qualcosa. Aspettare. Chi è quel sadico che inventò questa parola? Aspettare. C'è di peggio. E sai che cosa? Non aspettare più niente. È brutto. No, è molto meglio brutto. ed è più dignitoso. Il vuoto, il deserto. Niente piuttosto che mendicare queste briciole d'amore. Niente. Avanti, beva. Me l'ha portato lui. Un vero nettare. Di che sa? Il sapore che importanza ha? È l'effetto che conta. Io penso che ridà la gioia di vivere questo nettare. Anche Michou lo dice. Michou. Loro sono della stessa pasta, sa? Un bamboccione e un farfallone. Siamo a posto. Bah, non sono mica peggio degli altri. C'è l'amico di una mia amica che è addirittura sparito. Arrivederci, grazie. Chi ha avuto. Mentre i nostri, sì, avranno i loro grilli, ma... Ma cosa? Ritornano. Il suo Laurent ritornerà e la porterà al night. Sì, vedrà come lo mando al diavolo. Nemmeno il tempo di entrare gli do. Sì, vorrei vedere. Perché? Non mi crede? Ma proprio niente. Lui nemmeno mi vuol credere. Io sono incredibile. Incredibile, ma vera. Ma insomma, un uomo che aspetta, come un palo all'angolo di una via, non esiste più. Un palo! Che illusione! E una donna che fa aspettare un uomo. È proprio una bestia così rara. Lui sta fermo lì, impalato, col naso freddo e con l'ombrello in mano. Lei se ne frega dalla testa ai piedi e sbadiglia e sta a guardare le stelle. Che bel quadretto, là là. Non le hanno mai parlato di una donna così? Che tratta gli uomini come dei vasi da fiori? Ma ho bisogno di sondare. E sondi, che cosa cambia? Non cambia niente. Fin dal principio del mondo è sempre la stessa storia ed è senza rimedio. Da un lato gli uomini e dall'altro le donne. Già, come in chiesa. E io mi domando se... Cosa? Io mi domando se gli uomini sono veramente fatti per le donne. Oh!